Un anno fa la giornata di impegno e rispetto per l'ambiente ha coinvolto 120 volontari che in un solo giorno hanno ripulito la laguna da ben 8 quintali di rifiuti. In occasione della giornata mondiale Puliamo il Mondo, torna a Venezia la seconda edizione del Clean Up in Laguna, che sarà preceduta già oggi da un incontro promosso dall'Associazione Veneziana Albergatori di approfondimento sulla riduzione di plastiche monouso nel settore alberghiero e sui comportamenti effettuati da Plastic Free Venice Lagoon nelle acque del Canal Grande e del porto del Lido di Venezia. Ci siamo posti diverse volte la problematica delle plastiche nella laguna di Venezia e anche come albergatore spesso e volentieri mi sono posto la domanda di cosa fare per diminuire le plastiche monouso durante la gestione alberghiera. In una città turistica come Venezia qualche riflessione è d'obbligo. 80.000 turisti al giorno durante la stagione, ci immaginiamo quante bottigliette di plastica vengono bevute, usate e gettate tutti i giorni a Venezia, quanti set di cortesia all'interno degli alberghi vengono usati tutti i giorni. Sabato dalle parole si passerà all'azione con una giornata di pulizia dell'ambiente dalle ore 10 alle 17 che riguarderà tutti i rifiuti rinnovabili e in particolare i rifiuti plastici che, abbandonati accidentalmente o volontariamente, con i loro polimeri invadono pesantemente vastissime aree lagunari dei corsi d'acqua e della gronda e della terraferma. 130 milioni di tonnellate vengono riversate nei mari ed è un problema che è diventato un problema globale che ci siamo posti come Plastic Free Venice Lagoon di affrontare nel piccolo di questa isola.